Una nuova manovra sta iniziando a prendere forma nei corridoi di Napoli e ha già acceso il massimo livello di allerta tra i tifosi del Napoli. Siamo tornati con un nuovo aggiornamento strategico, preciso e attentamente verificato sul nostro amato club, andando sempre oltre i titoli per capire cosa si sta realmente costruendo lontano dai riflettori. Qui ogni dettaglio conta, perché quando il Napoli si muove in silenzio sul mercato, di solito c'è un piano più grande alle spalle. Prima di andare avanti, rafforza il canale lasciando un like e iscrivendoti. Perché il tema di oggi riguarda creatività finanziaria, scelte tattiche e un nome che potrebbe cambiare il volto della linea difensiva della squadra di Antonio Conte nei prossimi mesi. Il clima interno è fatto di lavoro intenso, calcoli minuziosi e trattative parallele che procedono contemporaneamente. Dopo l'arrivo di Giovane, il mercato del Napoli è tutt'altro che chiuso. Anche operando con una rigida politica di saldo zero, Giovanni Manna continua a trovare margini per rinforzare la rosa senza compromettere l'equilibrio finanziario del club. Le cessioni di Noah Lang e Lorenzo Lucca sono state fondamentali per sbloccare nuove possibilità, permettendo al Napoli di tornare ad agire in modo concreto sul mercato. La dirigenza è consapevole che un solo acquisto non basta a coprire tutte le esigenze della squadra, soprattutto considerando le richieste fisiche e tattiche imposte da Conte nel corso di una stagione lunga e logorante. Secondo le informazioni di Sky Sport, il prossimo obiettivo del Napoli risponde al nome di Emil Holm, terzino destro del Bologna che si sta mettendo in evidenza in questa edizione della Serie A. L'interesse è reale, concreto e ha già raggiunto una fase più avanzata di trattativa. L'idea su cui stanno lavorando i due club prevede uno scambio diretto, con Pasquale Mazzocchi inserito nell'operazione. Una mossa che, se confermata, rafforzerebbe la strategia creativa del Napoli per aggirare i limiti finanziari senza rinunciare a qualità e profondità della rosa. Holm non è un nome qualunque in questo discorso. Il terzino svedese ha già collezionato 5 assist in campionato, numeri che hanno attirato l'attenzione non solo per la quantità, ma soprattutto per l'impatto diretto sul gioco del Bologna. Parliamo di un giocatore con una buona lettura offensiva, grande intensità nel percorrere la corsia destra e la capacità di adattarsi a diversi sistemi tattici, caratteristiche che piacciono molto ad Antonio Conte. In uno scenario in cui il Napoli potrebbe alternare moduli durante la stagione, avere un esterno funzionale, disciplinato e produttivo in fase offensiva diventa un elemento strategico. Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky, ha confermato che Holm non è l'unica opzione sul tavolo. Wanlu, un nome già monitorato in estate e tornato recentemente d'attualità, resta un'alternativa concreta. Tuttavia, la situazione di Holm appare più avanzata, proprio per l'apertura del Bologna a discutere uno scambio. Dall'altra parte, Mazzocchi, che ha avuto poche opportunità in questa stagione, potrebbe trovare maggiore spazio e continuità in un nuovo ambiente, rendendo l'operazione interessante per tutte le parti coinvolte. È importante sottolineare che nulla è ancora definito. I colloqui sono in corso, con valutazioni interne, aggiustamenti economici e analisi dell'incastro tecnico. Ciononostante, la semplice esistenza di questa trattativa dimostra che il Napoli è attivo, vigile e disposto a esplorare strade meno scontate per rafforzare la squadra. Non si tratta di acquistare tanto per farlo, ma di costruire un gruppo equilibrato, funzionale e pronto a sostenere un alto livello competitivo su tutti i fronti. Ora la domanda è per te, tifoso del Napoli: Emil Holm sarebbe il nome ideale per rinforzare la fascia destra? Questo scambio con il Bologna ha senso all'interno del progetto del club? Voglio sapere la tua opinione nei commenti. E se apprezzi questo tipo di contenuti, con retroscena, contesto e lettura strategica del mercato, valuta di inviare un super thanks per supportare il canale e rafforzare ulteriormente il nostro lavoro.